E allora, ci siamo salutati pochissimi minuti fa con Katia e adesso ci ritroviamo con Valentina, vale a dire dalla cucina alla fitoterapia, all'erboristeria, con Valentina che è stata la nostra amica farmacista che ci ha accompagnato per tutto l'anno alla scoperta delle proprietà delle piante officinali, le proprietà diciamo relative all'ambito fitoterapico. Valentina, una cosa importante, è davvero una grande esperta di tutto quello che è uso delle piante officinali in fitoterapia. Anche per oggi si era preparata per, come dire, spiegarci ancora dei segreti, ma io la spiazzo e quindi le inizio a fare delle domande a tradimento. Intanto benvenuta e bentrovata. Sei contenta? Sì, di questa cosa, di questa introduzione sì, salto di gioia. Povera, pensate il bene che ci vuole, anche un po' afona Valentina, sì. E nonostante questo è voluta essere con noi per quest'ultima puntata. Allora, siamo tra donne, siamo tra ragazze, quali sono le piante che fanno bene a noi donne, quelle che dobbiamo assumere o con cui ci dobbiamo spalmare per evitare tutte quelle cose orrende come le smagliature, la cellulite, la ritenzione, quelle cose che ci a me no, noi no, perché abbiamo avuto modo di usufruire dei benefici delle piante, quindi possiamo sfoderare una linea perfetta adesso che andremo a magari. Ok, quali sono quindi? Allora, vi dicevi piante contro smagliature, piante che abbiano comunque delle componenti con un'azione elasticizzante, rassodante. Mi viene in mente sicuramente l'echinacea, che abbiamo visto come pianta... Che è quella che è fioriviola? È bravissima, quella margheritona con diciamo la parte centrale più spinescente, che viene ricordata principalmente per le difese immunitarie, però viene anche molto utilizzata in cosmesi proprio per elaborare creme e altri prodotti a uso cosmetico con questa finalità, quindi contro smagliature, rassodante, elasticizzante, ottima anche per creme viso antirughe o per pelli secche molto disidratate, magari post trattamento dermatologico con retinoidi. Echinacea 1, poi mi hai parlato di drenanti, anticellulite, anche perché ormai il tempo stringe, siamo alle porte, dobbiamo prepararci. Mi viene in mente il tarassaco. Bere o spalmare? O tutte allora, due? penserei tintura madre di tarassaco, ma visto che comunque la stagione è favorevole, anche fare dei bei centrifugati di foglie e radici di tarassaco con un po' di acetosa che sono drenanti, depurativi, oppure se non abbiamo voglia di fare questo andiamo in un'erboristeria, in una farmacia, acquistiamo una tintura madre di tarassaco, una 20-30 gocce 3 volte al giorno, ci prepariamo almeno un mesetto. Aiuta a drenare questo. Sì, esatto, proprio un depurativo, alla fine. Sì, anche pensando a chi magari svolge un lavoro dove sta molto in piedi, quindi gambe stanche, pesanti, è ottimo anche drenante in questo senso, un diuretico, un depurativo, magari è da abbinare anche un olio essenziale di ginepro. Ok, allora abbiamo parlato di piante per donne, Valentina, ma c'è una prima donna delle piante? Sì, la prima donna delle aromatiche è la salvia. Ah, perché? È proprio considerata come un tonico uterino, possiamo dire che ha diverse finalità, diverse indicazioni per tutti i momenti della vita della donna, dalla pubertà, dall'adolescenza, quindi come menagogo per favorire le mestruazioni, per dare sollievo a mestruazioni dolorose, ma anche fino alla menopausa, quindi per dare sollievo a vampate di calore, sudorazione abbondante, e nell'intermezzo sembra anche nell'uso popolare aumenti la fertilità, quindi favorisca il concepimento e addirittura renda più lieve il parto. Domanda, come la dobbiamo assumere la salvia? Direi in tintura madre anche questa, quindi gocce, una ventina di gocce almeno 3 volte al giorno, facendo sempre dei cicli. Salvia? Perché a me non piace molto la salvia. No, comunque è un estratto idralcolico, non ricorda molto. Non ha sapore di salvia. A me piace solo la salvia all'ananas. Ah, molto buona, molto bella anche come pianta. Allora, intanto tra poco andiamo a scoprire qualche altro segreto sulla salvia, perché andiamo proprio a vedere la puntata o parte della puntata che dedicammo a questa bellissima pianta. Io voglio ringraziare Valentina Grazie Poli, a voi per aver ospitato, perché quest'anno ci ha veramente insegnato cosa usare, quando usarlo, in che modo usarlo. Senza di lei probabilmente non avremmo scoperto tante proprietà delle piante officinali. Grazie Valentina, grazie a voi. Ciao. La salvia a voi.
Questa è la salvia classica che tutti quanti abbiamo a casa, che utilizziamo in cucina, è la salvia officinale, la salvia comune, quella da tutti conosciuta e impiegata per applicazioni diverse. Il nome salvia significa salute e la cosa curiosa è che fin dall'antichità la salvia era impiegata per scopi diversi, applicazioni differenti. Tant'è vero che addirittura i medici salernitani si domandavano, si chiedevano come potesse morire quell'uomo che avesse nel proprio giardino, che coltivasse nel proprio giardino la salvia, perché aveva applicazioni diverse, da quello alimentare a quello salutistico, per la circolazione, per i profumi, per i problemi della pelle, per pulire i denti ad esempio, per applicazioni varie, per qualche capelluto, serviva per punture di insetti e altre ancora. Quindi le applicazioni erano tantissime. E la cosa curiosa è che in origine la salvia era più che altro utilizzata per uso fitoterapico. Poi con Carlo Magno iniziò la salvia a essere usata anche per uso alimentare, quindi fino a prima non si utilizzava più di tanto. Questa è molto bella anche quando ha infioritura, oltre ad essere una pianta interessante ai fini decorativi, ornamentali, perché il suo fiore è bellissimo, blu intenso, fiorisce in genere nel mese di maggio, qualche volta a fine aprile, ma in genere il maggio è il momento ottimale della fioritura delle salvie, delle specie più comuni. Bisogna parlare di salvie perché le salvie sono tante, sia nell'ambito della officinale, tutte le varie culture e selezioni, ma le salvie sono tantissime come genere, sono veramente centinaia di specie differenti. E questa è quindi comunissima nell'alimentazione perché le applicazioni sono diverse, è comunissima l'uso delle tortelli burro e salvia qui da noi. Niente, non trovate il mio entusiasmo perché a me la salvia non piace neanche un po', tant'è vero che quella all'ananas l'ho assaggiata perché mi incuriosiva, questa tanto so che non mi piace, perciò non l'assaggio, fidatevi. Sauro, l'hai assaggiata tu? Adesso, in questo momento no, però è la salvia che mangiamo sempre, che utilizziamo in cucina, secondo me è buona. Oltretutto è utile anche proprio per la pulizia dei denti, per le gengive, Io ho il dentifricio. Era il vecchio dentifricio di un tempo, si staccavano le foglioline e si frizionavano, si strofinavano proprio sui denti in questo modo. E così era un modo per rinforzare anche le gengive. Questo è un metodo, chiamiamolo povero, però interessante, che tuttora, e da qui tanti dentifrici, poi anche alla salvia, all'estratto di salvia. Poi avete un po' quel sapore lì di arrosto quando andate in giro e parlate a qualcuno, però va bene lo stesso. Diciamo, prima, ad esempio, l'uso fitoterapico che si faceva anche un tempo, una vecchia ricetta, un vecchio rimedio era quello di fare un pediluvio nell'acqua di salvia, per la circolazione, per la sudorazione. Ecco, quindi una bella manciata di foglie di salvia messe nell'acqua calda, lasciate macerare, quando l'acqua è tiepida immergiamo i piedi all'interno e lasciamo i piedi immersi per 10 minuti, un quarto d'ora. Poi ci si cuociono i tortelli? No, adesso chissà che l'odore quale sarà, comunque utilizziamo, e questo darà sicuramente un beneficio ai nostri piedi, alla nostra circolazione, d'estate in particolar modo è utilissima. E poi da qui tante selezioni, l'uomo si è divertito nell'arco dei secoli a isolarne diverse, anche dalla stessa salvia ne troviamo alcune con le foglie più grandi, foglie più piccole, alcune addirittura che colorano le foglie anziché il fiore, quindi non è più un richiamo il fiore stesso che appare molto poco, ma quello che interessa maggiormente diventano dopo un po' di tempo le foglioline che si colorano, ma sono tante. E allora abbiamo parlato fino ad ora con Katia e Valentina, due delle protagoniste di questa edizione di Più Bio, ma il vero protagonista, quello che ci ha dischiuso tutti i segreti delle piante officinali, è il direttore del Giardino delle Piante Officinali di Casola Valsenio, il mio amico Sauro. Ciao Sauro. Ciao. Prima domanda a bruciapelo, ma tu quando siamo partiti ci credevi che saremmo arrivati fino a qua? No. Soprattutto considerando la competenza della presentatrice. La presentatrice è molto brava, sicuramente. Non mi aspettavo tante puntate, poi la cuocerò, la stancherò, non ne potrà più di me, quindi dirà basta, sospendiamo le puntate. Assolutamente. Tra l'altro, per dimostrare la mia competenza, una delle prime puntate fu dedicata alla menta, se non ricordo male, io affermai e continuo a sostenere che la menta è stata inventata a un preciso scopo, il mojito. E bravo che Sauro ha imparato. Senti, la menta è una pianta che a me è piaciuta moltissimo. Chiedo a te, perché in questo anno ci siamo conosciuti, abbiamo fatto tante chiacchiere, però non ti ho mai chiesto qual è la tua piantina preferita? Non ci ho mai pensato a pianta preferita. Ho sempre apprezzato le piante, sono stato attirato dalle piante rustiche che sopportano bene la siccità, l'umidità, il secco, che non vanno custodite più di tanto. Io le abbandono e fanno da sole.
forse le aromatiche, alcune aromatiche in particolare, il timo, la salvia, il rosmarino, la santoreggia, anche perché alcune scarpate di casa le ho riempite con le piante di scarto. Quando vengono dalle mie colleghe buttate via, ogni tanto vado, ne prendo qualcheduna, poi provo a piantarle in qualche scarpatina e vedo che riprendono forza, prendono vigore. Ho 2 scarpate che sono completamente coperte di salvia, di rosmarino. Perfetto, cioè la gente ci viene per fare gli arrosti. Sì, quello tante volte è stato usato anche per questo. E sono diventate molto belle, davvero molto belle. Le lascio là, ogni tanto le torturo facendo dei tagli drastici perché sono cresciute troppo. Si riprende, allora così si fa. Così Ascolta, tu sei il direttore del Giardino delle Piante Officinali. Se qualcuno un giorno volesse prendere il tuo posto e si volesse allenare a casa sua iniziando a mettere su un piccolo giardino di piante officinali, qualche consiglio? L'osservazione, credo. Io quando ho iniziato non ne sapevo mezza. Non ci crediamo neanche perché ne sai talmente tanta. Perché per me erano erbacce e basta. Tant'è vero che ancora dico alla gente, queste sono le nostre erbacce che tutti quanti cerchiamo di togliere e eliminare. Questa volta dobbiamo vedere sotto un'altra ottica, di conservarle. Come anche stamattina con i ragazzi di una scolaresca, mentre camminavo, ho detto, ma stavolta girate non con la testa al cielo, ma con la testa a terra. E iniziate a osservare, a guardare attorno. E anche a suo tempo, quando davo loro delle foglioline da assaggiare o da annusare, chiedevo di cosa sa. Era una domanda terribile. Gli hai fatto fare la prova in cieco come a me, la mosca cieca? Non sono arrivata a quello, però la cosa che ha incuriosito molto me è stato il fatto che questi ragazzi, adesso perlomeno la mia attenzione si è soffermata di più in questo periodo, anche solamente che so il profumo della balsamita, che ricordava... Che sa di chewing gum, di bubblegum. Questo di cosa sa? Chewing gum. Oppure che so, la salvia, la salvia all'elega che sa l'ananas, ha detto, questa qui è come il tal frutto, tra il succo, eccetera, con la market. Ma cosa vi ricorda? Che frutto vi ricorda? Non arrivava il succo di frutta però c'era all'ananas, non il succo di frutta ananas. Oppure a una pastina, una merendina. Ecco, ho detto, ma scusate, cioè, in genere è la ditta, l'azienda che cerca di legare il sapore di quel prodotto a un frutto, l'altro fate il contrario. Questo mi ha lasciato. Quindi ecco, l'osservazione, l'attenzione penso sia fondamentale, guardarsi attorno, come quando camminavano e camminano spesso, lo sguardo proprio perché noi vediamo e quindi tutto ci attrae in qualche modo e dimentichiamo il resto attorno e siamo colpiti da ciò che è più vistoso. Infatti in quel percorso, stando al buio, bendati, ecco che deve essere terribile. È stata una delle cose più buffe che io abbia mai fatto in vita mia. Concentrandosi sugli odori, sui profumi e poi eventualmente anche sui sapori, oltre che sui suoni, per capire dove ci si muove, cosa c'è attorno. Ecco, questa forse è l'osservazione importante e una volta individuato le prime erbe, le prime piante, pian pianino si focalizzano anche altre erbe, altri particolari, la forma delle foglie, dei fusti. Credo sia come andare un po' a funghi, imparate a conoscerne 3, 4, 5, poi si incomincia a individuarne altri e nuovi ancora. È tutto un procedere pian pianino. E allora, abbiamo parlato di funghi, abbiamo parlato di fiori, abbiamo parlato di piantine officinali, abbiamo parlato di piante che noi donne dobbiamo assumere. Adesso parliamo di una piantina, andiamo a vedere un contributo su una piantina che mi entusiasmò un sacco, soprattutto perché si può usare come sostitutivo dello zucchero. Di cosa parliamo? Della stevia. E allora guardate, qui siamo in un vero e proprio banco, stiamo arrivando in un vero e proprio banco di lavoro, quelli che noi comuni mortali a casa non abbiamo. Qua infatti inizia piano piano a vedersi, c'è un banco pieno di terra e non è da spolverare. No? Questo no, assolutamente, forse anche un po' troppo disordinato, comunque è il terriccio, il materiale che noi utilizziamo per propagare, per invasettare le piantine, per trasformare poi una talè, un rametto o un semino in una nuova piantina. Pronti? Iniziamo. Allora, la prima operazione è quella allora di scegliere la nostra porzione di talè, il nostro rametto. Potremmo quindi tagliare. Vuoi fare tu? Sì. Procediamo. Allora, prego io il microfono. Il microfono. Quindi, bisogna tagliare? Intanto tagliamo tutte le ramificazioni laterali che non servono. Questa è la prima parte, quella che scende sottoterra, che rimane sottoterra, quindi la spuntiamo tutta. Ok, ecco ancora questo rametto qui. Poi faremo un taglio sopra al pollice. Arriviamo qui, a questo rametto qui, sopra queste due. Va tagliato in orizzontale o in obliquo? Leggermente obliquo, un
pochettino, non troppo, ma è sufficiente. Così va bene? Anche un po' meno. Ok, perfetto. Mia mamma non crederà ai suoi occhi, Sauro. Tu non Questo puoi potremo credere. tenerlo sottoterra. Io farei ancora un taglio a queste due ramificazioni. Sì, benissimo. Poi spunterei le foglioline in cima, in modo da ridurre la traspirazione. Forse con le mani è meglio spuntarle. Sì, Siccome noi facciamo tutto tipo la vita in diretta, squillano anche i telefoni, giustamente. Tutte le spunto. sì. Oppure un taglio netto a mano, Così. o con le forbici come preferisci. Perfetto. Ok. Mi sembra di essere un giustiziere della notte. Le ultime, le Una ultime. piccola cimatura. Vabbè. Poi vedremo fra qualche settimana com'è andato. Quindi prendiamo un po' di terriccio, sbricioliamo un pochettino. Vado? Sì? Mettiamo un po' di questo, anche c'è in mezzo anche della sabbia. Ma pensa. Ok. Mamma, che tu non dica mai più che io non mi voglio sporcare le mani, eh? Benissimo. Proviamo intanto a mettere la nostra talea dentro al vasetto. Questo ovviamente è un vasetto un po' grandino, in genere si parte con vasettini più piccoli, si mette tutto in fondo, tutta la sua profondità. Benissimo, possiamo anche cimare un po' di più, arrivare fin qui sotto, così affonda un poco di più inclinato, così, un po' più alto, più su, stop, taglionetto, benissimo. Si affonda per bene. Aggiungiamo un altro po' di terra. Molto spesso si parte direttamente con dei contenitori più piccolini, delle ramificazioni, delle porzioni di pianta più corte e in vasetti più piccolini, però per questo periodo e per renderlo più evidente può anche essere sufficiente questa operazione. Ben stretto, importante che venga compattato perché la torba, la sabbia già lasciano abbastanza poroso il terreno, quindi si bagna. E se volessimo mettere, visto che siamo al coperto, anche un piccolo nylon sopra, una copertura per mantenere quell'umidità maggiore della foglia perché non si asciughi, non si disidrati troppo, sarebbe ancora meglio. Altrimenti una piccola spruzzatina, di tanto in tanto teniamo umido. Con È tipo sufficiente. gli spruzzini. Povero Sauro, ti ho lasciato il microfono. Sono entusiasta. Teniamo poi d'occhio questa piantina nelle prossime puntate, vediamo. Facciamo che è la mia piantina Ok, questa. vediamo Come cosa cresce, succede. cosa succede. Sauro, uomo di poca fede, te la ricordi? Sì. Me l'hai data che era un picciulin, eh? Con l'amore e le cure di questa mamma e moltissima fortuna, eccola qua la mia piantina di stevia. Un grande risultato. Che voto mi dai? 10. E lode per cortesia. Ah, ecco. Allora Sauro, questa è la mia piantina di stevia, io ti ringrazio perché sono riuscita con i tuoi consigli a farla vivere e passare indenne Bellissimo. durante l'inverno. Non so cosa succederà quest'estate quando io e te non ci vedremo più con cadenza settimanale, bisogna pregare per il mantenimento e la buona salute di questa piantina di stevia. Senti, ci stiamo per salutare, si sta per chiudere questo primo ciclo di Più Bio, il ricordo della puntata che ti è piaciuta di più? A me ha divertito moltissimo il fatto di farti accompagnare, guidare, girare, passeggiare per il giardino bendata, perché ho detto per me fra un pochettino si interrompe tutto, mi cazzo via, cazzo di due urli. Diciamolo. È stata bravissima, Ecco. ha accettato il gioco, lo scherzo, la piccola avventura, ma anche questo aspetto curioso, perché Mi sono anche affidata che ci hai cercato di buttarmi nel fosso, hai cercato di avvelenarmi in alcune puntate e mi ha buttata nel fosso. Io devo dire che con Sauro ho trovato, oltre che un amico e un partner per questo anno di lavoro, davvero una persona competente, preparata, da cui mi farei curare qualunque cosa con l'uso delle piante.
delle piante però. Vabbè. Grazie Sauro. Prego, grazie a te, grazie a voi tutti. Grazie a tutti voi per questo anno bellissimo che abbiamo trascorso insieme nella natura, alla scoperta, e lo dico per l'ultima volta, del giardino delle piante officinali di Casola Valsenio. Ricordatevi, noi chiudiamo qui, ma il giardino con Sauro è sempre lì, andatelo a visitare perché è un'esperienza da non perdere. Poi imparate anche a non far morire le piantine.